Attenzione, non usate questi dati in maniera certa. Non posso darvi il numero esatto, ma la lunghezza media di un pene eretto è circa 13-15 centimetri. L'assunto è che per quanto l'aumento di lunghezza e volume è quasi sempre costante, il femminiello del mercato del pesce diceva: allora c'è sta o cazzo pecerillo che rimane pecerillo, o cazzo grosso che rimane grosso, e poi c'è stanno i cazzi a sorpresa. Quindi per questo calcolo escluderemo la distinzione tra stato di riposo e stato di erezione, e anche le leggere curvature a volte presenti nel materiale. Faremo esclusivamente una scelta filosofica che diventa dopo, data la natura altamente ipotetica dell'assunto. Non ipotizzeremo di misurare né il potenziale al picco né l'entità allo stato inerte. Prenderemo arbitrariamente la misura di 13 centimetri come media. E la moltiplicheremo per 4 miliardi di uomini, stima approssimativa della popolazione maschile. Otterremo così 4 miliardi per 13 centimetri e otterremo 520 milioni di metri, ovvero 520.000 chilometri di peni. La distanza Terra-Luna è 384.000 chilometri. Sarebbe una struttura cilindroica continua che arriverebbe oltre la Luna e tornerebbe indietro per un bel pezzo. E a discrezione di colui che è capace di immaginare tale struttura, se l'assemblamento dei falli debba essere fatto in ordine di crescita da circonferenza e lunghezza maggiore a minore o viceversa, o per un effetto variegato usare una distribuzione a cazzo. Vi ricordo una reminiscenza scolastica, cioè che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Un vantaggio immediato di tale struttura sarebbe l'impossibilità di dire: so cazzo de tuoi, viva l'empatia, viva, viva Zapata, viva, viva Zapata.